Amici viaggiatori, ben trovati, nuovo appuntamento con Viaggiando. Sapete, in queste settimane noi siamo qui negli studi di Telechiara perché abbiamo deciso di proporvi un po' tutte quelle che sono le località di montagna con l'offerta sciistica e con la possibilità di realizzare gli sport invernali fra Veneto, Trentino e Friuli. Quindi l'unico modo per proporvi ogni settimana una o più località era appunto di essere qui in studio e di attingere dal nostro archivio, visto che vanta più di 400 puntate. Anche questa settimana protagonista sarà la provincia di Belluno. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Iniziamo il nostro viaggio. Nella prima parte del pre-sigla sono rimasto un po' vago, vi ho solamente detto che siamo nel Veneto, precisamente siamo in provincia di Belluno. Adesso è il momento di scoprire il luogo che andremo a scoprire quest'oggi, Sappada. Lei è Sappi ed è la mascotte di questa località, di Sappada, perché vogliamo parlare appunto di bambini, ma anche in generale di tutta quella che è l'offerta degli impianti, l'impiantistica di questa località. Perché abbiamo parlato di bambini? Perché dovete sapere che ormai il biglietto da visita a Sappada è conosciuta in tutta Italia per Nevelandia, che è il parco divertimenti invernale sulla neve più grande in assoluto di tutta Italia e uno dei più grandi di Europa. Qui a fianco a me ho il piacere di trovare Massimiliano Forgiarini, vicepresidente di Ski Program. Buongiorno, sì, Nevelandia è la più grande realtà sulla neve come parco giochi. 80.000 metri quadri di parco dove troviamo discese sui gommoni, discese sugli slittini. Quest'anno abbiamo un nuovo gioco che si chiama il volo dell'angelo, si scende su un filo con un'imbragatura per 100 metri, abbiamo il pattinaggio classico sul ghiaccio. Poi abbiamo il Kinderheim, che è una soluzione adatta proprio per le famiglie dove il bambino può trovare una sorta di asilo proprio sulla neve e con degli animatori. L'animazione è il nostro punto di forza che va praticamente avanti per tutto il periodo di apertura del parco. Il parco è aperto dalle 10 più o meno 9:30, 10, poi dipende, sai, quando il sole si alza, perché poi sono località che necessitano di questa cosa, fino alle 4:30 di sera. Una bella scommessa di tanti anni fa, però possiamo dire a questo punto, dopo tanti anni, una bella scommessa vinta per tutta Sappada. Sì, è il nostro punto di forza, è la nostra arma vincente rispetto ad altre località. È una cosa che richiama oramai un turismo doc proprio su Nevelandia, cioè ci sono tantissimi turisti che richiedono e vengono e si spostano solo per venire a Nevelandia, quindi oltre allo sci classico diamo la possibilità di fare un turismo diverso rispetto a quelle che sono le località classiche sciistiche. Allora, abbiamo parlato di questo meraviglioso parco divertimenti, abbiamo visto anche delle immagini, però vogliamo parlare un po' in generale di quella che è l'offerta impiantistica per quanto riguarda gli impianti in generale, naturalmente per quanto riguarda l'inverno di Nevelandia. Sì, scusa, di Sappada. Di Sappada, allora sì, il comprensorio sciistico di Sappada raggiunge 25 km di piste da discesa e 30 km di piste da fondo. Richiama il fondo, lo posso anche dire con un certo entusiasmo e una certa anche ambizione, il fatto di Pilar Cotter Pietro, che nasce proprio qua a Sappada dalla scuola sci Camosci di Sappada, e quindi col fondo ci siamo bene. E per quanto... bel biglietto da visita. Direi di sì, il nostro argento ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Per quanto riguarda la discesa abbiamo appunto un comprensorio sciistico, come dicevo, di 25 km di piste da sci. Sono piste da sci abbastanza semplici, comunque tutto sommato ricopriamo tutti i livelli, dalla pista nera quindi alla pista più facile, che è la pista blu, passando chiaramente per la pista rossa, che è quella agonistica. Punto di forza vicino a Nevelandia sono poi
i campetti che si estendono per circa 100.000 metri quadri di discesa piana, dove diventano importanti la scuola sci con i loro maestri, e quindi è un altro biglietto da visita molto molto interessante di Sappada. Diciamo un paradiso per la famiglia e per chi vuole avvicinarsi a questo sport. A me la cosa che ha colpito, a parte la grande ospitalità, io vi ringrazio, io lo dicevo anche inizio puntata, per me è stato veramente un piacere dopo anni essere tornato in questa località, perché avevo talmente un bel ricordo che quando mi hanno proposto di tornare qui a Sappada, diciamo che ho detto immediatamente il sì, perché avevo appunto un sacco di ricordi. In questi giorni di permanenza ho trovato un sacco di amici che non vedevo da molto tempo. La cosa secondo me interessante della vostra proposta turistica sono delle offerte anche un po' di nicchia, ma veramente molto molto interessanti. Vogliamo ricordare l'escursione che fate quasi tutti i giorni con le motoslitte che partono da qui e arrivano direttamente fino a Sauris. Vogliamo ricordare le escursioni, le sciate in notturna con gli sci da fondo? Sì, ci sono diverse soluzioni, sì, sei stato bravissimo. Beh, diciamo che un aspetto molto molto singolare è quello appunto delle motoslitte, che ne parlavi prima. Si parte quasi ogni giorno, i fine settimana sono gettonatissimi, una comitiva che si arriva anche a 20-30 persone, e ognuno con la propria motoslitta o in due, e si sale su praticamente si sale per la vallata Passo d'Igola e si arriva giù fino a Sauris, per poi in un agriturismo a Sauris si mangia la cucina tipica, poi è tutto mi sembra fondamentale. Sì. Poi si rientra e ci si ferma anche a bere una grappina tipica classica nelle foreste e nei boschi prima di ritornare poi a Sappada. Dicevi giustamente tu, ci sono dei pacchetti relativi alle escursioni sia di sci d'alpinismo, il giro con le ciaspe e lo sci da fondo. Anche le ciaspe e lo sci d'alpinismo sta prendendo piede, e questo viene fatto sia in periodo diurno che in notturna. Sì, questo è un altro aspetto singolare, ed è un turismo che sta prendendo piede. Sì, questo essenzialmente poi si sposa bene Sappada, perché non ci sono si può fare queste sciate anche di sci d'alpinismo, arrivare ai rifugi, mangiare e ritornare giù sciando, quindi è un turismo particolare, però che sta prendendo piede, sì. Tutte queste proposte, vogliamo ricordare il vostro sito internet? Allora, i nostri siti internet ce n'è due. Quello di Nevelandia, che abbiamo parlato prima, è il www.nevelandia.it, e riguarda tutto il parco di Nevelandia, i prezzi e tutto relativo a Nevelandia, e anche chiaramente poi alla location di Sappada. Poi quello istituzionale, che è quello di Sappada, è il www.sappadadolomiti.com, che è poi legato alla località di Sappada per chi vuole soggiornare, per chi vuole trovare pacchetti. Noi abbiamo anche un pacchetto che è Borgo Diffuso Sappada, che è un'altra alternativa nuova di Sappada, dove abbiamo un pacchetto che trova sci e alloggio nello stesso tempo. Sapete, Sappada è un luogo pieno di storia, di tradizione, una bellissima località per praticare un po' tutti gli sport invernali, quindi lo sci alpino, lo sci da fondo, lo sci da discesa, fare delle bellissime ciaspolade, si possono fare delle bellissime escursioni con le motoslitte, ma un luogo anche dalle tantissime tradizioni. A fianco a me ho il piacere di avere Martina, che un po' rappresenta l'ufficio turistico qui di Sappada, ma con lei devo ringraziare anche tutte le ragazze di tutti gli uffici turistici della provincia di Belluno che in questi mesi hanno collaborato con noi. Sappada Vecchia, una Sappada piena di storia a partire dalla grande tradizione. Qui tra l'altro si parla anche una lingua un po' particolare. Sì, esatto, siamo a Sappada, siamo in provincia di Belluno, l'ultimo paese prima del confine con l'Austria. Nel nostro paese nasce il Piave, che nasce a 1800 metri di quota, il fiume sacro alla patria, a una manciata di chilometri proprio dall'Austria. Sappada è un'isola etnica di origine austriaca, è stata fondata intorno all'anno 1000 da coloni
attratti probabilmente dai giacimenti minerari di cui un tempo la valle era ricca. Permangono ancora oggi intatti gli usi, i costumi e soprattutto la lingua, un antico dialetto, il Plodarisch, che si parla tutt'oggi di ceppo medio-alto tedesco. Io ho sentito che anche tra i ragazzi si parla molto questo dialetto, questa lingua. È tuttora oggetto di studi perché è un dialetto molto antico e è stato studiato da linguisti provenienti anche oltre confine ed è tuttora in atto un processo di riqualificazione della parlata sappadina. Viene anche insegnato nelle scuole. Parliamo adesso della Sappada vecchia, la Sappada storica, quella dove ci troviamo in questo momento. Infatti la Sappada Vecchia è una delle zone più caratteristiche della nostra località, è un percorso di un paio di chilometri lungo le antiche borgate, caratterizzate da queste abitazioni costruite con una tecnica architettonica molto particolare chiamata Blockbau. Le abitazioni si chiamano block house e sono costruite con delle caratteristiche piuttosto standard, il basamento in pietra e delle travi sovrapposte l'una sopra l'altra in senso orizzontale ed incastrate agli angoli senza utilizzo di chiodi aggiuntivi. Oltretutto si può ammirare in alcune costruzioni, magari non in questa stagione ma d'estate, la copertura a scandole di legno. Sono tutt'oggi governate dalla Sovrintendenza dei Beni Architettonici di Venezia e sono risalenti anche al 1600 e 1700. Sono uno spettacolo solo vederle all'esterno. Sì, esatto, poi avremo il piacere di visitare un'antica stube del 1750 e l'artigianato del legno che diciamo che il legno la fa un po' da padrone a Sappada. Non a caso il legno viene anche lavorato per la costruzione delle maschere che vengono utilizzate durante il carnevale sappadino. Tu hai parlato del carnevale sappadino, che forse è uno dei motivi perché siete conosciuti un po' in tutto il mondo. Carnevale sappadino uguale, equivalente al soccer. Sì, il carnevale rappresenta un antico e autentico momento goliardico per la vallata di Sappada. È un carnevale molto antico, non si sa bene quando sia mai iniziato e viene tramandata l'usanza del carnevale proprio all'interno delle famiglie, all'interno degli abitanti, è una cosa molto sentita. Avviene nelle 3 domeniche precedenti la Quaresima, quindi basta calcolare dal mercoledì delle ceneri indietro. Sono 3 domeniche appunto, la domenica dei poveri, Petlarsonntag, la domenica dei contadini, Paunsonntag e la domenica dei signori, Herrensonntag. Quindi rappresentano un pochino quello che era il mondo di una volta, vengono utilizzati gli abiti dismessi che saranno molto mesti per la prima domenica, abiti da lavoro per la seconda, quella dei contadini, e abiti molto ricchi e sfarzosi, ovviamente parliamo di costumi antichi, per la domenica dei signori. Ovviamente in tutte le domeniche del carnevale, e poi c'è il lunedì grasso che è la sua giornata, c'è il re del carnevale sappadino che è il Rollate, questa maschera che rappresenta un po' un uomo orso vestito di una folta pelliccia con i campanacci, una maschera molto austera e i pantaloni a righe orizzontali marroni che vengono ricavati dalla hille, la tela con cui un tempo si coprivano gli armenti durante la stagione fredda. Per quanto riguarda l'artigianato, hai parlato naturalmente della grande tradizione delle sculture e dell'intaglio del legno, però vogliamo ricordare anche un discorso di laboratori presenti ancora oggi per quanto riguarda le tessiture. Infatti abbiamo a Sappada delle botteghe artigiane di qualità, parliamo dei tessuti, c'è una bottega che si chiama Plodar Pasklar, che tradotto sarebbero i passatempi sappadini, che utilizza il materiale locale, lo ricama, fa oggetti di artigianato appunto dei tessuti. Poi c'è una bottega di artigianato del legno, però poi ci sono numerosissimi intagliatori anche privati che così per hobby personale si intagliano le maschere, perché poi ovviamente quelle la fanno da padrone, però poi c'è tutto il legame con il legno e c'è anche una bottega di fabbri locali, quindi ferro battuto. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria. Vi aspetto tra pochissimo istante, sempre in provincia di Belluno.
Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati. Vi voglio ricordarvi che in questa puntata protagonista assoluto è la provincia di Belluno. Nella prima parte siamo andati a Sappada, adesso invece vogliamo proporvi un viaggio nel Comelico, a Padula. Una vallata come questa non si può non parlare dello sci da fondo, vallata come questa è importantissima anche per quanto riguarda i grandi atleti che sforna tutti gli anni, e con grande piacere, io dire la verità è un po' che non incontravo Roberto De Zolt, che è anche coordinatore di questo centrofondo. Vogliamo parlare di quella che è l'offerta turistica qui di Padula e naturalmente del Comelico per quanto riguarda questa nobile disciplina. Ma diciamo che quest'anno ci siamo presi l'impegno, l'associazione Comelico Nordic Ski, di gestire le piste di fondo e di rilanciare questo sport nel Comelico. Abbiamo promosso anche la Comegolopete, una manifestazione di livello nazionale e internazionale, una gran fondo che ha proprio avuto lo scopo di rilanciare e di far conoscere la nostra terra e le nostre piste agli appassionati di sci di fondo. Quindi questo è il nostro obiettivo, rilanciare e promuovere la nostra terra. Anche perché diciamo che questo una volta era considerato uno sport povero, adesso però dal punto di vista turistico sta conquistando sempre più appassionati, le tecniche negli anni si sono evolute, quindi può diventare appunto un modo di promuovere il territorio, e tra l'altro con dei centri fondo belli come questo può essere un'offerta turistica veramente molto interessante. Ma diciamo che noi abbiamo una grossa fortuna qui in Comelico, abbiamo un paradiso terrestre, abbiamo la possibilità di fare piste molto belle, molto panoramiche, e non dimentichiamo che tutta la gente che si avvicina allo sci di fondo non lo deve fare soltanto per l'agonismo, ma è un modo molto simpatico e non troppo, troppo aggressivo di portare il movimento, cercare di tenersi in forma e cercare di migliorare le proprie anche piccole prestazioni fisiche. Io sono convinto anche che specialmente nello sci da fondo, ma come nelle passeggiate con le ciaspe, è proprio il vero modo per vivere completamente la natura, per scoprire la natura e per entrare a contatto con la natura. Sei qui, tu un grande campione, e avevo detto comunque che questa è patria di grandi atleti della nostra nazionale. Vogliamo ricordare qualche nome? Ma sicuramente si stanno anche allenando in questo momento, c'è la Virginia De Martin che è un'atleta di squadra nazionale, poi c'è la Francesca Di Sopra, abbiamo anche inoltre lo Stefano D'Ambros che è lì per dal passo dalle nazionali, poi abbiamo avuto grandi campioni che adesso magari stanno facendo le gran fondo, come magari anche il De Martin Valentino, e che si stava allenando proprio fino a un attimo fa, abbiamo fatto un paio di giri insieme. Tanti campioni, non dimentichiamo il Mauriglio che lo stiamo cercando di tirarlo su per farlo di nuovo sciare, forse il prossimo anno magari ci ha promesso qualcosa, la gran voglia c'è ancora, lui è un agonista però, e quindi se torna vuole tornare bene. On me till I'm healed again, rediscovered my strengths, those bitter blues are gone. Oh, feel the pain, feel the strain, I'm falling. Sempre nel Comelico abbiamo parlato sì di sport, però abbiamo parlato anche di cultura, di storia, e siamo andati a Tosoledo e abbiamo visto una chiesa veramente molto molto bella.
questo momento mi trovo nel Comelico Superiore, precisamente a Dosoledo, per parlare di una chiesa molto particolare. Innanzitutto devo dire che è veramente molto suggestivo vedere il contrasto fra la casa tipica cadorina che è alle spalle di questa chiesa e questo stile neoclassico molto imponente. Sono qui con Giulia De Mario, guida culturale, appunto per parlarmi di questa chiesa che, diciamo, quando uno passa da queste parti si vede veramente questo contrasto è particolarmente evidente. Sì, si nota particolarmente anche perché appunto è costruita in una posizione rialzata rispetto alla piazza. Questa chiesa risale al 1840 quando venne riedificata, poiché la prima chiesa risale al 1500. Nel 1840 ci fu questo piano di refabbrico. Questo consisteva praticamente nella ricostruzione di tutte le case del paese in muratura. Il primo edificio a venire ricostruito fu appunto la chiesa. Si tratta di un edificio neoclassico, è l'unico edificio neoclassico di tutta la vallata del Comelico e appunto si impone sulla piazza, e grande era il contrasto quando questa venne realizzata, poiché le case intorno erano ancora tutte di legno. Quindi noi già la notiamo oggi, un tempo il contrasto era sicuramente molto più evidente. Questa chiesa è dedicata ai santi Rocco ed Osvaldo, questo perché San Rocco era comunque protettore contro le pestilenze, contro le malattie, quindi moltissime chiese in montagna sono dedicate a questo santo, e a Sant'Osvaldo poiché colui che più di tutti volle la costruzione della chiesa fu un tal Don Osvaldo Zandonella dell'Aquila, che era pievano a Santo Stefano e che nel 1500 chiese al proprio paese di poter edificare una chiesa. Pertanto la gente, anche per riconoscenza nei confronti di questo pievano, dedicò la chiesa a San Rocco e a Sant'Osvaldo. È importante sicuramente notare come l'erezione della chiesa venne decisa all'unanimità, quindi questo ci dà il senso anche dell'importanza che la chiesa e comunque la vita religiosa aveva per tutte le persone al tempo. Una chiesa che conserva all'interno tra l'altro dei bellissimi gioielli. Sì, sicuramente la perla di questa chiesa è l'altare del Brustolon, realizzato nel 1722-1723, che vedremo all'interno. È uno degli arredi più importanti della chiesa stessa. Allora ti fermo subito perché appunto per parlare di questo altare andiamo all'interno di questa chiesa per vederlo e scoprirlo assieme. L'altare della Dolorata, che è il pezzo più importante all'interno di questa chiesa. Venne realizzato da Andrea Brustolon fra il 1722 e il 1723. Abbiamo una corrispondenza fra il caporegola di Dosoledo, che era appunto la comunione familiare che esiste ancora oggi, e Andrea Brustolon. In questa corrispondenza viene deciso il tema da dare all'altare, che sono appunto i 7 dolori di Maria, che vediamo rappresentata con 7 spade che le trafiggono il cuore, appunto a rappresentare questi 7 dolori. E in particolare questa corrispondenza si occupa dell'identificazione delle 2 statue di santi da porre ai lati della Pietà. La Pietà costituisce il nucleo centrale di questo altare. Infatti vediamo Maria che con le braccia aperte e lo sguardo rivolto verso il cielo ha il cuore trafitto da queste 7 spade, e ai suoi piedi un angelo che regge il corpo morto del Cristo. È un modo nuovo di vedere la Pietà che non troviamo negli altari precedenti del Brustolon. Le 2 statue ai lati invece sono da una parte Santo Stefano. Venne scelto questo santo perché era particolarmente importante per la tradizione religiosa, questo sia a livello proprio di tutta la cristianità, sia soprattutto a livello del luogo. Infatti la prima chiesa di tutta la Val Comelico è la chiesa di Santo Stefano, quindi questo ci fa notare la devozione della gente del luogo a questo santo. E poi dall'altra parte abbiamo San Filippo Benizio.
Venne scelto questo santo in onore appunto della Madonna Addolorata, poiché è il santo più rappresentativo e più importante dell'ordine dei servi di Maria. Si trattava appunto di un ordine che venerava i dolori di Maria, che sono appunto qui rappresentati. Egli è rappresentato con la tiara papale ai suoi piedi, poiché egli rinunciò a salire al soglio papale nel 1268. Quindi i nuclei tematici di questo altare sono tre. Abbiamo i 7 dolori di Maria, che poi sono anche rappresentati nelle 7 formelle che vediamo ai lati di Maria e della Pietà. Abbiamo i 2 santi dai lati e poi abbiamo tutta una serie di angioletti che sorreggono i simboli della passione di Cristo e in particolare al centro sorreggono la Veronica. Altro nucleo importante di questo altare è sulla cimasa Dio Padre in atteggiamento benedicente e a condurre lo sguardo verso Dio Padre è la Madonna al centro e la croce squarciata che c'è dietro di lei. E anche per oggi siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Naturalmente ringrazio come di consueto tutti quanti voi amici viaggiatori, ma anche tutte le persone che collaborano già da moltissimi anni. L'ho già fatto in un'altra puntata. Permettetemi veramente di ringraziare tutte le istituzioni, quindi i consorzi turistici, le APT, le province, le regioni che collaborano con noi. È veramente un grande lavoro di squadra, viaggiando, e visto che comunque siamo in esterno, visto che comunque siamo sul territorio, e permettetemi veramente di ringraziare tutte le persone. Ormai si sono instaurati anche con molti di loro dei bellissimi rapporti d'amicizia, quindi veramente un ringraziamento da parte mia e da parte di tutti quanti noi di Viaggiando. E con questo è proprio tutto, l'appuntamento con noi è fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto, viaggiate assieme a noi.